2, 3. Brescia, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Brescia, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Ben ritrovati, Brescia Beles, iniziamo con lo sport oggi. Chi è il presidente della società Atlantide Pallavolo Brescia? Il signor Giovanni Ieraci, il signor Roberto Zambonardi oppure il signor Giorgio Pioselli? Seconda domanda, l'antico Canton d'Albera, stiamo parlando un po' dei canton della nostra città in queste puntate, dove si trovava? Dietro la chiesa di San Francesco, vicino a Piazzale Arnaldo oppure tra via Niccolò Tartaglia e via Leonardo da Vinci? E è l'Ampù. Che cos'è l'Ampù? È il lampo, è il lampone o è il lampione? Qui su Teletutto, grazie, tra pochissimo. Marta, ma tu che fai, Marta, oltre a rompere il cuore di tanti ragazzi? Studio. Rifaccio la domanda. Sì, ci crediamo, questo è quello che devi far credere a casa, no? E che studi, Marta? Scienze dell'educazione. Va bene, scienze a Brescia, in Cattolica? Sì. Brava Marta, sono contento, brava che sei in famiglia, sono soddisfatti e orgogliosi. Senti un po', a pallavolo ci giochi, Marta? Ci giocavi? Sì. Gioco? Sì. Giocavi? Gioco. E poi, Non sì. adesso durante. Beh, ovvio, col però... Covid, mannaggia, a livello amatoriale, insomma. Perché sai che a Brescia c'è la società Atlantide Pallavolo Brescia. Chi è il presidente? Il signor Ieraci, il signor Zambonardi o il signor Pioselli? Ieraci. No. Che ne so, conosci? Sì, cioè no. Vabbè, indagheremo. Il Canton d'Albera, dove sta? Dove si trovava a Brescia? Presso, vicino alla chiesa di San Francesco, vicino a Piazzale Arnaldo o tra via Niccolò Tartaglia e via Leonardo da Vinci? Vicino a Piazzale Arnaldo. Dove tu ti rovinavi di serate con pirli, spritz, serate, mondanità. È l'Ampù. Che cos'è l'Ampù? È il lampo, il lampone, vorrei aggiungere pure il botto, o il lampione? Lampo, lampone o lampione? È l'Ampù. Il lampone. Il lampone, ti piacciono i lamponi? Sì. Brava. Nonna Maria, ma è conosciuta come Mari. Ma c'è molto in mare. Mari, ci sono le Mari, le Mariette, le Marie. Sì. Lei Mari. Senti, ma quanti nipoti ha, signora Mari? Che li conta? 7 nipoti? 7 nipoti? Sì. Pure ci sono i pronipoti? Adesso stanno arrivando i pronipoti. Sta per diventare nonna bis. Sì, ma sono già È già nonna nonna bis. Non si arrabbi. E da quanto tempo è nonna bis? Quanti anni ha? 4 anni? Oh mamma 4 mia, anni. è grandisello. Ascolti, signora Mari, lei con questo fisico sicuramente ha giocato a pallavolo. Adesso non si può per via del virus. Vero che giocava a pallavolo? No, No. mica mai giocato però. Però lei sa chi è il presidente della società Atlantide Pallavolo di Brescia? Il signor Ieraci, il signor Zambonardi o il signor Pioselli? Salutiamo tutti e tre. Secondo. Secondo lei? No, dico, secondo proprio, ok, Sì, Zambonardi. Ma magari un giorno farà carriera. Salutiamo tutti, grazie. Il Canton d'Albera a Brescia, dove stava? Dietro la chiesa di San Francesco, vicino a Piazzale Arnaldo, oppure tra via Leonardo da Vinci e via Tartaglia? Il Canton d'Albera, Naolto. Mai sentito? No, dietro. Dietro che? Dietro la chiesa di San Francesco. Ecco, Sì, sì. stava lì secondo lei? E l'Ampù in dialetto che cos'è? Rampù. No, l'Ampù con la L. L'Ampù. Ah, l'ampù, la luce, i lampioni delle strade. Bravi anche oggi chi abbiamo incontrato per la strada. Allora guardatelo qui, il signor Giovanni Ieraci, è lui il presidente della società Atlantide Pallavolo Brescia. Poi l'antico Canton d'Albera, ecco, riconoscete questa fotografia che già vi abbiamo mandato in onda all'inizio della nostra puntata, e stava insomma tra via Niccolò Tartaglia e via Leonardo da Vinci. E è l'Ampù in dialetto bresciano, guardate quanto è bello, è il lampone. Bene, vi ringraziamo anche per la vostra simpatica presenza, appuntamento alla prossima.